parlare su AMPU in IVE, io perfettamente pare si collega a me, no? Daniela Mazia ha reso un istao sus problemas za criticitades iamos incontrau e siamo incontrando tanto giusto proposare un prendere binas sul travaglio nostro in provincia di Olbia sono state 2 annualità su progetti si stanno presentando per il 2016 e per il 2017, quindi dopo il 2017 non sono stati presentati progetti e dunque se noi abbiamo cominciato a lavorare in maggio dell'anno, acabamos di lavorare sul mese di Natale dell'anno e appusti non vede adesso nulla, che non va progetto finanziato e mescamente la provincia di Olbia Tempio, ma nemmeno i enti locali si hanno aderito al progetto di Olbia Tempio, non hanno per una intenzione di ponere finanziamento proprio. E lì si muove una delle cause che viene sentito lo stadio si bisogna za cosa sprusu i venini sacrificassero la cultura e la lingua. Tanto la provincia di Olbia Tempio è un territorio particolare. Hanno vinto sul concorso vada più insomma mezza discussione ma insomma l'ufficio di Salim Sarda e noi legata su Gardoreso insomma in questo mese abbiamo più la possibilità di allegare naturalmente i suoi amministratori su gente capofila della provincia di Olbia Tempio ma ad aderire a suo progetto 3 comunes e mescamente sono comunes e non sono sardofonos e non vallegano su Gardoreso e tanto pronare Tempio, Baresi, Santa Teresa di Gallura, Luogo Santo, Sant'Antonio di Gallura, aiutami Daniesi, San Teodoro, Golfo Aranci, questi sono tutti comuni e allegano esclusivamente su Gardoreso. E in questo comune dove noi siamo andati la prima volta a nos presentare, Daniela, noi siamo ma no, allegamo su Gardoreso, e te bintra da Salim Basarda, l'ufficio di Salim Basarda, voi non bintra in nuda in maniera di questo non in tutto, però in qualche caso sono stato, l'atteggiamento su confronto nostro si stava da un po' scontroso, e noi si esamamentato, mi è capitato di lunare fino a carca assessore, ma voi si deliberato e accettato questo progetto della provincia, noi abbiamo vinto un concorso pubblico, voi siete una delibera comunale e aderito a un progetto provinciale, dunque se voi non volete aderire, sei libero di lunare e allora se noi dobbiamo che su comune nostro la destiniamo a altri comuni, no, non sia mai. Quando poi hanno incominciato a conoscere e a rispresentare alle idee sul lavoro nostro, naturalmente noi siamo posti in una posizione propositiva, no? Noi abbiamo fatto un concorso per l'ufficio di Salim Basarda, quindi naturalmente ego devo fare operazioni, ego abbiamo impostato il lavoro mio in opera di sensibilizzazione e valorizzazione di Salim attraverso iniziative aperte sul pubblico, in cui uno dei sistemi si sta usando trasmissione intergenerazionale, in cui sia anche viene il suo intervento e bisogna stare prima del suo mio, e già parte debile dessa gente, la parte debile dessa lingua all'estero non sono sus anzianos, ma sono sus vecinos minores. Llegando a Monti o a Berchida e allegano sul sardo, pare di una contraddizione, però i suoi uffici tra sul sindaco, pronarre e sus assessori e sul personale amministrativo, tra i suoi allegano italiano. Anda Badesi, sul sindaco del Badesi allegata i suoi dipendenti, i suoi assessori, allegati in Gardoreso. Allegati in Gardoreso e dunque almeno su questo noi dobbiamo imparare da questo territorio e isso in tempio che è tutto su Gardoreso l'allegano a me, l'allegano in suo ufficio, l'allegano in famiglia, quindi mi devo ponere andare a lavorare in questo territorio certamente non mi può dimenticare io ho vinto un concorso e apro questo per valorizzare la lingua sarda e la lingua regionale, ma in questo territorio ho fatto operazioni di valorizzazione parallela del suo sardo e del suo gardoreso e dunque proprio per rispondere hanno proposto tutte queste iniziative il Sunistasa e las amoatas ma le abbiamo organizzate, le abbiamo già calendarizzate fino al mese di Natale
Abbiamo fatto proiezione del cortometraggio, spronare presente Clara Farina, si sta coprotagonista di questo cortometraggio di Uccisia, e Paolo Liscini, si sta premiato da più su Globo d'Oro anno. Ha presentato in provincia di Olbia a Tempio, Parisi sul regista Gianluigi Tarditi, e si sta un successo incredibile, preno e gente, ma pediu, mandi mandau devo tornare a proiettare. Salo Candina, la Mosata, in sardo e in gadureso. Quindi, Zatradie, gli anteri, simos in Tempio, e amato la presentazione la prima volta veniva dato in Tempio due libri su un conto del Franco Fresi, il suo abbiamo scritto in italiano e poi ha deciso Parisi in editori in papiro, sia in sardo e sia in gadureso, e tanto, la locandina l'ha amata in sardo